raccolgono le opportunità, i prodotti, poi si ritrovano nelle case e fanno anche peggio di quello che potrebbe, diciamo, verificarsi nei ristoranti. L'apertura alle enoteche, che dal 6 di marzo per effetto del nuovo DPCM potranno lavorare con l'asporto fino alle 22, è il contentino che scontenta tutti. Le sregolatezze e anche un po' gli assembramenti anche nelle case, che sono secondo me un problema ancora attuale. Parla Michele Pozzobon, vicepresidente FIPE Treviso e titolare della storica colonnetta. Dice che il settore dei pubblici esercizi non è stato difeso. Secondo la categoria, che da settimane auspicava il via libera e l'apertura serale, pochissimi a Treviso hanno scelto l'asporto. Tra questi, che vi hanno dunque rinunciato, gli storici Muscoli, Malvasia, Trevisi, Cantinetta, Venegazzù. Insostenibile, sì, per tutte le regole, poi si avvisa la gente di consumare non nelle vicinanze del locale, cosa fanno? Stanno davanti al locale, cioè anche la gente che è un po', insomma, giustamente è un aperitivo, non ci pensa, non guarda neanche l'ora e fanno un po' quello che vogliono. Comunque noi abbiamo la possibilità di lavorare a pranzo e sarebbe giusto che anche chi fa la sera avesse la possibilità di lavorare la sera. I pubblici esercizi stanno soffrendo già da un anno ormai ed è difficile immaginare che si possa pretendere altri sforzi con uno scenario ancora così incerto come quello che stiamo vivendo. Serve una svolta da parte del governo decisa verso la campagna di vaccinazione, perché è l'unica vera soluzione in questo momento che ci consente di fare programmazione. Con questi dati il Veneto è a rischio di tornare in zona arancione. Bar e locali potrebbero dover dunque chiudere ancora una volta. Per chi vuole guardare avanti, l'unica svolta è la vaccinazione. Noi speriamo di essere presi in considerazione il prima possibile, perché chiaramente questi momenti di apertura e chiusure, questi elastici, soprattutto non aiutano a programmare l'attività. E se non la programmiamo noi, poi ricordiamoci che alle spalle abbiamo tutto un settore in difficoltà.